Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere un po' le ultime di cronaca. In Friuli Venezia Giulia nella giornata odierna su un totale di 5.494 tamponi e test sono state riscontrate 940 positività al Covid. Nel dettaglio 2.664 tamponi molecolari, 230 nuovi contagi. 2.830 invece i test rapidi antigenici, 710 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 88. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 4 decessi. E adesso parliamo di viabilità autostradale perché ci sono importanti novità, code a tratti e rallentamenti fin da stamani. È l'effetto del Corpus Domini, festività molto sentita in Austria e in Germania. Infatti proprio da questi due paesi proviene gran parte di auto e camper che stanno transitando sulla 23 per quanto riguarda da Tarviso verso il nodo di Palmanova e successivamente sulla 4 in direzione Venezia o in direzione Trieste per quanto riguarda le mete sloveno-croate. Con meta le principali località, come detto, del nord-est, lo rende noto il gestore della rete Autovie Venete. Dunque massima attenzione come sempre. E adesso andiamo a Monfalcone. Il comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, che comprende i porti di Trieste e Monfalcone, ha approvato infatti la variante localizzata del piano regolatore portuale del porto della Città dei Cantieri, consentendo così di completare l'iter necessario per dare il via ai lavori di approfondimento. Dopo più di 20 anni finalmente si chiude il cerchio e a settembre sarà possibile far partire i lavori per l'escavo. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cesint, ha commentato positivamente l'approvazione. Si tratta di un passo fondamentale per due motivi. Il primo è che consentirà investimenti importanti nella nostra città, il secondo è che finalmente l'escavo potrà diventare una realtà. Abbiamo appreso che la Capitaneria ha già provveduto alla consegna delle aree verso la regione titolare dei lavori. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.